Diciamo che è stata abbastanza sofferta nelle ultime settimane perché questo sport è bello, a volte strano, ci siamo complicati un po' la vita durante la stagione dopo aver dominato quasi tutto il campionato, però se lo meritano. La Mirafin è stata, penso che ha macinato negli anni, quest'anno è stato un anno bellissimo per tutti, credo che meritavano questa festa che è stata organizzata, diciamo, negli ultimi giorni, nelle ultime ore, perché non era niente programmato. Sì, purtroppo l'anno scorso non è andata bene, quest'anno ci siamo rifatti. Innanzitutto vorrei fare i complimenti alla correttezza e alla lealtà che ha avuto il Fondi regalando la gara. Vorrei fare i complimenti anche al Ferentino, perché un campionato comunque deciso all'ultima giornata vuol dire che non c'era solo la Mirafin in questo campionato, ma c'erano anche il Ferentino e il Fondi, che sono squadre veramente sia ben allenate che di giocatori importanti. E per il resto ovviamente siamo contenti per noi, soprattutto sono contento per la mia società, perché comunque è la prima volta che vincono la C1 e per loro è una cosa storica, e sono contento di aver fatto parte di tutto questo. Abbiamo incontrato tante difficoltà perché era un girone che raramente credo che ci sia stato un girone così difficile, soprattutto nelle prime tre. Il Fondi è stata una squadra fortissima, il Ferentino altrettanto, quindi purtroppo noi abbiamo perso qualche punto, però poi il campionato dura 26 partite, quindi è successo anche a loro. E quindi siamo stati fortunati, oltre che bravi. Credo che chiunque avesse vinto tra le prime tre avrebbe meritato, quindi non è che chi non ha vinto non ha meritato. Si aspettava un girone così complicato? Inizialmente no, però poi via via ci siamo resi conto che c'era grande qualità, soprattutto nel Ferentino, nel Fondi, ma anche altre squadre, insomma il Savio, la Perconti sono squadre molto attrezzate per la categoria, no? Poi i due gironi hanno un pochettino disperso un pochettino la qualità, però parlo nelle prime 6 di tutti e due i gironi, credo che la qualità era molto alta, e anche se il nostro girone credo che sia stato un pochettino più competitivo dell'altro. Allora, questa festa sicuramente è indimenticabile. Volevo ringraziare la società, ma in particolare volevo ringraziare il mister Salustri, Stefano Dell'Anna, Rolando Benedetti e tutti quelli dello staff che viene dietro, perché hanno dato lo sprint in più alla società, che ci ha portato ad arrivare a questo traguardo, perché comunque ci abbiamo creduto dal primo momento fino all'ultimo senza mai mollare, quindi questo va dato atto. E ringrazio ancora il mister Salustri, Stefano Dell'Anna, Rolando Benedetti e tutti gli altri che vengono appresso. Ci prepariamo per questa prossima stagione con una carica diversa, quindi l'unica cosa che volevo dare è ancora in bocca al lupo alla Mirafin per la stazione prossima. Sì, questa è stata la bravura forse nostra, mia, di Saluzzi, di Benedetti, anche perché questa è stata una squadra formata a settembre, giocatori presi uno da una parte e uno dall'altra, e farli giocare come abbiamo giocato noi, dico anche con un pizzico di presunzione, spettacolarmente in alcuni frangenti del campionato, vuol dire che da parte nostra c'è stato un qualcosa di buono. Assolutamente, tanti complimenti. Complimenti e grazie a tutti quanti. Diciamo che oggi è andata bene, dovevo fare spettacolo per il pubblico qua di casa nostra e è andato bene oggi, siamo riusciti a dare spettacolo, contenti, sono contento tanto che ho vinto con la società che gioco da 4 anni, emozione grande, veramente grande, soprattutto alla faccia di tante persone che magari questa società non è che vuole tanto bene, io sono ancora più contento, io rido a voi. Oggi è stato tutto perfetto, l'anno non è andata proprio così come questa partita, però alla fine è stato bello perché tutte le vittorie quando sono sofferte sono sempre più belle. Abbiamo avuto le nostre difficoltà durante l'anno, siamo stati bravi a superarle, un po' fortunati alla fine, però penso tutto sommato che ce lo siamo meritato, non che loro se lo non l'abbiano meritato. Però noi forse qualcosina in più ai punti ce l'avevamo. Per me
è stata la prima esperienza da dirigente, perché ecco, fino all'altro anno ero in campo, facevo l'allenatore nel settore giovanile, e stare con certi nomi è stata una bella esperienza per me. Penso, se è possibile, che sono riuscito a trasmettere anche io a loro qualcosa. Non è stato facile in un certo periodo del campionato, perché c'era un po' di tensione, però loro sono campioni, sono bravi ragazzi e siamo riusciti tutti quanti a arrivare fino alla fine. No, beh, il merito è di ragazzi, perché soprattutto quando metti a disposizione una rosa mister così competitiva, il merito poi anche è stato tutto quanto a loro e al presidente, ci ha permesso di fare una squadra del genere. È ovvio che le aspettative all'inizio dell'anno erano quelle, insomma, ecco, di arrivare alla fine e cercare di arrivare primi. Abbiamo avuto due grandi antagonisti, il Fiorentina e il Fondi, che ci hanno fatto veramente dato il filo da torcere dall'inizio fino alla fine. Gli auguro a loro, visto che adesso sono imminenti playoff, e magari attraverso i playoff possono togliersi le stesse soddisfazioni che ci stiamo togliendo noi in queste ore, insomma. Per quanto riguarda la squadra, quando vai a prendere giocatori come Baccaro, come Fratini, è molto facile poi dare il merito al direttore sportivo, quando invece la realtà è un'altra, cioè i giocatori sono bravi, il merito va tutto quanto al presidente della disponibilità che ci ha messo, cioè la disponibilità economica che ci ha messo a noi dirigenti, a me, a Stefano Rocchi, a Riccardo Mantegazza, di poter comunque lavorare in serenità e in tranquillità. Il resto poi l'hanno fatto i ragazzi in campo. Nel primo tempo sembrava stregata, poi nella ripresa... Sì, effettivamente era un programma prefissato sin dall'inizio della stagione ed è il regalo che secondo me ci siamo meritati tutti. Io voglio ringraziare in particolar modo allo staff della prima squadra, ai giocatori, ma soprattutto al pubblico e ai nostri tifosi che ci hanno seguito sin dalla prima giornata. Io sono emozionatissimo. Non posso che ringraziare tutti e sono felicissimo di questo traguardo che ci siamo meritati. Era un qualcosa che avevamo nel cassetto da qualche anno. Quest'anno siamo partiti per prendercelo, ci siamo riusciti, grazie a tutti gli operatori, grazie a tutti i tecnici, grazie a tutti i tifosi.